noi Chiesa Diocesi Liguri questa settimana apriamo con un evento che interessa tutta l'Arcidiocesi di Genova, ma più in generale la città di Genova e il suo territorio diocesano. Sabato mattina, infatti, a partire dalle 9:30 al Porto Antico ci sarà un tempo sognato, un evento che si colloca a conclusione del secondo anno del cammino sinodale. Vediamo. Qual è il programma, Monsignor Grondona? Allora, il programma che vuole aiutare a raggiungere un po' lo scopo di questa mattinata è quello, da una parte, di raccontare il percorso fatto in questo secondo anno di cammino, mettere un po' le basi per continuarlo poi il cammino nel prossimo e nei prossimi anni, e questo fatto però il più possibile in modo che sia interessante e fruibile non solo da chi ha partecipato ai lavori, ma un po' da tutta la comunità ecclesiale e cittadina. Infatti vogliamo che sia proprio un momento di apertura alla città. Il programma della mattinata appunto vedrà quindi momenti di racconto di esperienze che si sono vissute, la sintesi presentata dai membri dell'equipe diocesana sui cantieri in cui abbiamo lavorato in questo secondo anno, e poi un minimo di confronto con diverse voci dei nostri ambienti e non solo, sui temi appunto che i cantieri ci hanno fatto approfondire. Al cuore un po' di tutto il racconto, poi ci sarà la testimonianza con Suor Natalie Beccar, che è la sottosegretaria al Sinodo dei Vescovi, con la quale vorremmo appunto confrontarci sul cammino fatto e chiedere poi anche un po' a lei qualche indicazione, un po' di incoraggiamento per come continuare il cammino. Ci sono moltissimi nomi invitati a partecipare, tantissime persone che porteranno la loro testimonianza. Forse questo è un po' il frutto del lavoro che avete portato avanti soprattutto nell'ultimo anno, ma direi negli ultimi 2 anni. Sì, anche perché sono tutte persone, alcuni nomi noti, alcuni magari sconosciuti dai più, ma che comunque in questi 2 anni hanno in qualche modo avuto un aggancio col cammino sinodale, o perché hanno partecipato a una serie di trasmissioni radiofoniche sui temi sempre dell'ascolto del cammino sinodale, o perché per le loro esperienze di vita, di lavoro, in qualche modo appunto vivono le stesse tematiche, le stesse situazioni, gli stessi desideri, gli stessi sogni, le stesse fatiche che il cammino sinodale ci ha fatto mettere in luce e che sono poi l'esperienza delle nostre comunità, della nostra Chiesa. Ecco, che cosa secondo lei avete imparato? Non è facile rispondere in modo sintetico a questa domanda, anche perché l'immagine è un po' quella della miniera, no? Che più scavi e più trovi cose belle, con la difficoltà di farle emergere, poi trovi magari filoni nuovi che ti spingono a scavare in una direzione che non era magari quella che tu avevi immaginato. E in questo anno è un po' l'esperienza che abbiamo vissuto. Sicuramente abbiamo scoperto, tra virgolette, la necessità e la bellezza di guardarci intorno, di ascoltarci. Il metodo della conversazione nello spirito che abbiamo provato a utilizzare particolarmente in questo secondo anno ci ha affinato un po' in questa capacità di ascolto, e appunto abbiamo scoperto tante risonanze, tante consonanze, noi e anche ascoltando appunto alcune delle persone che poi parteciperanno sabato. La cosa è stata reciproca, cioè persone magari di ambienti non così legati appunto all'ambiente ecclesiale, che avendoci incontrato, essendosi sentiti cercati e ascoltati, avendo avuto modo di prendere parola, quasi con stupore hanno detto: ma le nostre difficoltà, le nostre gioie, i nostri passi avanti
sono gli stessi che state cercando anche voi, che avete fatto anche voi, e davvero ci si può arricchire a vicenda mettendo insieme anche queste differenze. Per chi è l'evento di sabato, Don Gianni? Noi ci siamo impegnati e speriamo che sia giunto il messaggio, è un evento per tutti, per chiunque ha desiderio di fare anche questo pezzettino di strada con noi, perché comunque non vuole essere un momento solo celebrativo, ma vuole essere comunque un passo inserito in questo cammino sinodale. Sicuramente abbiamo invitato tutti quelli che in qualche modo hanno lavorato in questo anno, quindi i referenti parrocchiali, i referenti diocesani, chi in qualche modo appunto ha partecipato alle varie attività. Ma abbiamo insistito nel dire non è una giornata per addetti ai lavori, è davvero un incontro che vogliamo offrire alla nostra città, a chiunque è interessato, a chiunque voglia partecipare. Essendo in un ambiente chiuso, è la seconda esperienza quest'anno. L'anno scorso eravamo nella Piazza delle Feste e questo messaggio era ancora più evidente, proprio anche se non altro dal luogo in cui eravamo aperto sul mare. Quest'anno lì non è stato possibile, siamo in una bellissima sala chiusa e allora abbiamo provato a portare dentro la città attraverso immagini, attraverso filmati, attraverso interviste, proprio per sottolineare che la proposta è davvero offerta a tutti per vivere anche quello, ripeto, non come una celebrazione conclusiva per dirci che bravi che siamo stati oppure per dire aiuto, aiuto, ma è un passo che vogliamo fare insieme a chi sarà lì con noi. Ora andiamo a Tortona, dove il vescovo Guido Marini ha incontrato le catechiste e i catechisti della diocesi a conclusione di un anno di cammino percorso insieme e anche un po' per iniziare a pensare, a programmare il prossimo anno pastorale. La scorsa domenica presso il centro Mater Dei di Tortona si sono ritrovati i catechisti della diocesi per il convegno guidato dal vescovo Monsignor Guido Marini. È stato un momento proficuo in cui si sono gettate le basi per il cammino catechistico del prossimo anno pastorale. Stiamo vivendo una giornata bella e importante. È la giornata in cui ci ritroviamo con i catechisti della diocesi per un convegno diocesano che da una parte ci porta a parlare di questo compito, possiamo dire vero e proprio ministero, tanto significativo per la vita di bambini, ragazzi, giovani e adulti, e dall'altra parte ci porta anche a pregare per poter essere, secondo il cuore del Signore, uomini e donne capaci di trasmettere la fede in questo nostro tempo. Abbiamo avuto modo di riflettere su un passo degli Atti degli Apostoli per ritrovare nella vicenda di Filippo la vicenda di un autentico catechista che può essere di esempio per tutti noi. E adesso ci ritroveremo insieme a pregare per affidare al Signore questo nostro servizio, ma anche per ricordare al Signore tutti coloro che sono affidati a noi, perché da noi possano ricevere il dono per eccellenza che è Gesù, il grande e unico nostro Salvatore. Al termine il vescovo ha celebrato la Santa Messa nel santuario della Madonna della Guardia. Noi oggi vogliamo immergerci dentro questo amore di cui ci parla il mistero trinitario, che tra l'altro non è così distante dalla nostra esperienza, perché nell'ambito umano l'amore esiste perché c'è un amante, perché c'è un amato e perché c'è l'amore. E dunque in qualche modo, seppur pallido, un riflesso della Trinità di Dio è presente nella nostra vita quotidiana, perché là dove è presente l'amore in noi, ecco che vi è un riflesso dell'amore che è Dio, Padre, Figlio e Spirito, l'amante, l'amato, l'amore. Questa è la Trinità, questo è lo straordinario mistero del nostro Dio.
A Chiavari, nell'ambito del cammino sinodale, la Commissione diocesana di pastorale familiare ha proposto un incontro di ascolto sul tema "Una storia d'amore mette in crisi o in cammino la Chiesa di oggi?". Nel servizio che segue vogliamo entrare più nel dettaglio, soprattutto del percorso che ha portato ad organizzare questo evento, che è solo una tappa di un cammino più lungo e più ampio. Vediamo. Nell'ambito del cammino sinodale della Chiesa Universale, la Diocesi di Chiavari ha desiderato allargare lo sguardo sulla pastorale familiare. Nell'estate dello scorso anno circa 40 persone, famiglie, persone singole, sposate, separate, persone omosessuali, genitori e genitori di figli omosessuali, sacerdoti, laici impegnati in parrocchia, persone provenienti da esperienze di movimenti ecclesiali e comunità, hanno iniziato ad incontrarsi condividendo le proprie domande e le proprie esperienze. Dentro questo la nostra Chiesa diocesana, il nostro Vescovo, non solo hanno voluto adempiere ad un compito, ma ci hanno creduto. E in questo ambito, proprio in questa grande cornice, ecco che l'ufficio di pastorale familiare nel famoso agosto dell'anno scorso ha deciso di mettersi in viaggio, senza sapere già tutto, le tappe, le cose che voleva mettere in campo in questo viaggio. Ed è stata una sorpresa per tutti, per me sicuramente, ma per tutti coloro che hanno partecipato, perché è stata la volontà di coinvolgere delle persone della nostra comunità diocesana che avevano voglia di sentirsi chiamati ad avere speranza, a non perdere la speranza sulla nostra esperienza ecclesiale, sul nostro essere credenti. Perché io credo che oggi la grande virtù che è in grande deficit è la speranza. Ed è per questo forse che siamo un po' arrabbiati, che difendiamo il nostro punto di vista, perché pensiamo che la vita e il futuro non possano darci nulla. Quello che abbiamo è tutto il meglio possibile. Come a volte c'è qualcuno che sa tutto, crede di saper tutto, e purtroppo è tutto quello che sa. Dal dialogo focalizzato sui temi della pastorale familiare sono emersi 4 ambiti su cui è iniziato un lavoro a gruppi che ha coinvolto a sua volta altre persone in momenti di ascolto. L'ambito sul nascere, sull'esperienza, che è teologica, straordinaria, che quando nasce un bambino sei sorpreso, sei preso proprio da sopra. Il crescere, il diventare grandi, il tema grande dell'amare e poi il tema del morire. Come momenti della vita che fanno venire un po' le vertigini. Lì dentro le persone man mano si sono coinvolte in vari ambiti, come dicevo, almeno 4. Nell'ambito dell'amare si è focalizzata l'attenzione su diversi temi, fra cui quello dell'omosessualità. Ne è nato un gruppo chiamato Work in Progress che ha coinvolto altre persone in un confronto molto attento. Da questo cammino è nato il desiderio di ascoltare l'esperienza della Diocesi di Bologna, che da anni ha iniziato il gruppo In Cammino, fatto da studenti e studentesse universitari e famiglie che affronta il tema dell'omosessualità nel percorso della fede. Don Gabriele Davalli, che è il direttore dell'ufficio di pastorale familiare di Bologna, e da tempo, ecco la cosa interessante, che quando Dio veramente ci prende da sopra, ci chiama ad uscire come Abramo dalle nostre abitudini, dalle nostre consuetudini, ad uscire verso una promessa, ecco ci fa incontrare degli sconosciuti. Ecco, per me non conoscevo questa realtà, ma che da tanti anni nell'ambito bolognese, pensiamo al discorso universitario, è l'esperienza di questo gruppo In Cammino, un gruppo che vive un'esperienza di ascolto della parola di Dio, un cammino di fede, ma dentro la propria esperienza umana, dentro la propria esistenza, fatto di giovani universitari e anche di famiglie, perché poi la famiglia è quella che vive la sorpresa più grande, che di fronte ai propri figli che credeva di conoscere scopre che deve essere rimessa in gioco, ecco, e forse essere anche lì riconciliata, non tanto dalle sentirsi dentro una disgrazia, ma dentro invece un dono, una grazia. Il cammino prosegue, l'incontro di Chiavari ne è una tappa, lo stile è quello della condivisione, del lasciarsi sorprendere dall'incontro con l'altro. È nato come una cosa che si prefiggeva più che altro di ascoltare queste realtà.
e di conseguenza da questo piano piano abbiamo conosciuto gente, si è intensificato, diciamo, i rapporti fra questo gruppo qua. Ci siamo chiamati così provvisoriamente work in progress proprio perché non si sapeva dove, e non sappiamo dove andiamo a finire, anzi forse il bello è questo. E abbiamo potuto conoscere tante realtà, tante persone, io ho avuto ad esempio su di me proprio l'impressione che molto di quello che avevo accanto a livello di amici, conoscenze, queste cose qua non erano, magari io non l'avevo perfettamente inquadrati, no? Nel senso che mi aspettavo una certa apertura su certi temi, ma magari non così profonda, perlomeno non impegnata. Ecco, invece ho trovato questo attorno a me, ho trovato un sacco di persone. Una volta, io ormai ho 58 anni, quando eravamo ragazzi non si usava parlare di questi argomenti anche nell'ambito ecclesiale, per cui nonostante che abbiamo avuto tante esperienze in parrocchia, in diocesi, eccetera, però restavano sempre cose un pochettino fra di noi, fra noi stessi anzi. Il fatto di averle potute mettere in confronto ha creato una serie di relazioni bellissime, per cui questo è sicuramente un grande passo avanti, che già questo sarebbe già una grossa forza, un grande punto, che però non è un punto di arrivo, perché comunque va sempre avanti. Ecco, di dialogo in dialogo non c'è una meta in questo momento, si prosegue aperti alle sorprese di Dio. Sì, direi che questa è proprio una bella espressione, perché io credo, questo lo dico personalmente, ma penso che sia un po' così per tutti, io credo che ogni persona abbia i suoi cammini, i suoi percorsi, la sua storia, la sua educazione. Non possiamo pretendere da tutti le stesse cose negli stessi tempi, però è giusto parlarne, scambiarci queste, diciamo, queste piccole pillole di vita, di freschezza, che sono importanti, perché poi sono quelle che fanno crescere la persona. Io non credo alle contrapposizioni, ai modi di fare molto settari, dove ognuno sa tutto della sua cosa, di quello che è in testa. Mi piace potermi confrontare e mi piace anche che qualcuno magari la pensi diversamente da me, perché no? Però si deve camminare insieme, perché comunque sia quello che conta è che il cammino sia fatto comunque comunitariamente, e la comunità, cioè tutti noi abbiamo un valore, in quanto anche questi rapporti vengono portati avanti insieme, ecco, anche con le differenze di ognuno che giustamente può avere. L'ascolto in questi mesi di lavoro è stato un valore molto importante, direi che è stata un po' l'anima del lavoro da quando abbiamo iniziato fino ad oggi, e vogliamo in un certo senso che continui ad essere. Io dico l'ascolto, ma soprattutto il mettersi in ascolto, che è una cosa diversa dall'ascoltare, perché il mettersi in ascolto presuppone un tempo, il tempo presuppone la possibilità di ascoltare in profondità e quindi di conoscere meglio le persone che magari conoscevamo solo superficialmente. Questo ha dato la possibilità a nuove relazioni di nascere, relazioni individuali, relazioni comunitarie, di gruppo. Ecco. E laddove nasce una relazione fondata sull'ascolto e sulla profondità, ecco, ci sono sempre dei semi di fecondità e di bene che si svilupperanno nel tempo e nel cammino. Diciamo che lo stile proprio dell'ascolto, ecco, del sostare in ascolto e in profondità, è quello che ci ha caratterizzato fin dall'inizio, ed è uno dei valori a cui teniamo di più nel nostro lavoro. Quando si ascolta così in profondità è necessario modificare qualcosa di se stessi, lasciare qualcosa? Sicuramente sì, è un processo che avviene col tempo, nel senso che ascoltando in profondità avvengono tante cose, succedono molte cose. Uno conosce meglio le persone che ha di fronte, conosce esperienze umane diverse e alla fine conosce meglio anche se stesso.
perché si mette a confronto, ecco, con ciò che è diverso da lui dal punto di vista dell'esperienza, della vita, ecco, dell'essere in un certo modo, e quindi anche questo valore della reciprocità. Ecco, l'ascolto non è mai, anche se lo può sembrare apparentemente, non è mai univoco, è sempre bidirezionale, nel senso che anche chi ascolta, anche chi viene ascoltato riceve e dona qualcosa, quindi diciamo, le dinamiche e la circolazione, diciamo, dell'energia e del bene è molto intensa e molto profonda in un lavoro di questo tipo, secondo me. Torniamo a Tortona perché la casa di accoglienza, che è impegnata in diverse opere di carità, ha compiuto 35 anni e c'è stato un momento di incontro con il vescovo Guido Marini. Nei giorni scorsi il vescovo di Tortona, Monsignor Guido Marini, ha incontrato in seminario i volontari e i responsabili della casa di accoglienza di Tortona in occasione del 35° compleanno della struttura alla presenza delle autorità cittadine. Durante l'incontro sono state consegnate le benemerenze ai volontari e al termine il vescovo ha celebrato la Santa Messa. Restiamo a Tortona per raccontarvi la giornata che è stata organizzata per le persone che collaborano con il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano. Presso la Pieve di Volpedo, in provincia di Alessandria, martedì si sono riuniti tutti i responsabili e i collaboratori del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano. Dopo la Santa Messa celebrata dal vescovo di Tortona, Monsignor Guido Marini, tutti hanno potuto visitare la storica Pieve del paese natio di Pellizza da Volpedo. Arrivati al termine di questa celebrazione, come ogni Eucaristia, è veramente un rendimento di grazie a Dio. Ecco, mi sento proprio con tutto il cuore di ringraziare il nostro vescovo Guido, perché la sua omelia, direi, ha aiutato a rivedere un po' la nostra vita, no? Ecco, attraverso le sue parole ripensavo a questi 25 anni di sacerdozio e che coincidono anche con 25 anni di servizio nel Tribunale, e dicevo, certamente ci sono stati anche momenti difficili, ci sono state fatiche come ce ne sono ogni giorno, però c'è sempre stata la provvidenza di Dio, ecco, la presenza di Dio che chiama a servirlo anche in questo contesto che magari è un po' differente rispetto a quelli che tanti altri sacerdoti vivono, però è stato veramente, ecco, per tutti noi, io credo, una grande espressione del suo amore. Ecco, con Don Michele siamo stati ordinati insieme e poi abbiamo camminato anche insieme tantissimo con il servizio al Tribunale. Ecco, in tutto questo abbiamo visto proprio l'opera della provvidenza di Dio e la vediamo anche nella presenza del vescovo Guido, che era stato anche lui avviato agli studi canonistici nella prospettiva di fare anche lui questo servizio. Invece la provvidenza ha avuto altre strade, però come vescovo adesso, come ha messo in evidenza Papa Francesco nella Mitis Iudex Dominus Iesus, è giudice proprio in pienezza, quindi alla fine quei piani del Signore anche su questo si sono realizzati. Terminiamo così questo appuntamento con Noi Chiesa Diocesi Liguri. Grazie per averci seguito. Ci rivediamo la prossima settimana.